professor Paolo Ricci, che è presidente del gruppo di studio per il bilancio sociale GBS di Milano, e come traspare dalla sua carica si parla del bilancio sociale. Io vi dico subito, non userò il microfono, quindi parlerò ad alta voce perché mi devo muovere. Perfetto. Perché ho subito anch'io 3 crisi mentre ero qui. La prima era la crisi che immaginavo di dover parlare seduto, che in genere è il mio posizionamento che privilegio, quindi prima crisi per me, adesso da dove parlo? Poi ho visto il pulpitino, ho detto vabbè, sarà dal cultura. Poi la seconda crisi che mi è venuta, ho detto ma potrò utilizzare questi benissimo. La terza, preparo delle slide, non le guardate, non le proietto. L'unica cosa che Paolo... e ce n'era un quarto. Ah, boh. Io ne cito 3 ma poi ne ero 4. Mi hanno preparato la videoclip perché se è così sono terrorizzato. Allora, guardiamo la videoclip, però sono terrorizzato. Siamo lieti di ospitare al secondo congresso del coordinamento dei rappresentanti della Fabi del gruppo Veneto Banca il professor Paolo Ricci. Fisicamente ci siamo vabbè, da che io sono nato, avevo studiato, a Milano ci lavoro. Il classico, diciamo, questa è stata la mia ascensore sociale, che è stata anche fisica, geografica. Tra l'altro ho apprezzato molto l'intervento di Achille che mi ha preceduto, condividiamo molte delle letture che vedo citate nel libro, sia Morel che Pessoa. Consiglierei a tutti di Fernando Pessoa Il banchiere anarchico, perché è un libretto così molto piccolo, interessante ed è anche molto introspettivo. E di Edgar Morin citerei e utilizzerei per i nostri approfondimenti La Via, Le strade delle riforme, che sono 2 libri molto interessanti, non sono tecnici, non vi annoiate e potete incuriosirvi. Le slide a questo punto non le utilizzo più, perché forse utilizzerò la 8ª, la 9ª per fare un punto su alcune questioni che mi sembrano sia emerse sulla crisi, e svilupperò prevalentemente in base a quello che ho ascoltato e ragionando con voi di bilancio sociale, che è poi il tema che è stato assegnato. Una piccola premessa la devo fare: che cos'è il GPS? Perché il presidente di qualcosa che sarà qualcosa, la faccio innanzitutto perché è un'associazione non profit, è un'associazione di 35-36 atenei italiani distribuiti su tutto il territorio nazionale, dalla Bocconi all'Università di Messina. Abbiamo sede a Milano. Siamo famosi, scusate le spalle naturalmente, ma siamo obbligati, siamo famosi o conosciuti in Italia perché siamo il primo standard setter sul tema del bilancio sociale. Cioè cosa siamo? Siamo stati i primi, la prima organizzazione non governativa che si è occupata di bilancio sociale fino a predisporre un modello di bilancio sociale. E quindi, avendolo fatto tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, voi capirete bene, in quegli anni si iniziava a parlare di bilancio sociale, non c'era tanta conoscenza del documento. E tra i nostri soci c'è l'ABI, però devo dire che l'ABI è un socio dormiente, come i libretti, come i depositi, cioè è stato molto attivo nei primissimi mesi e anni di vita del gruppo, poi naturalmente è rimasta la sua presenza, ma ha sviluppato e ha preferito, forse anche in maniera giusta e corretta, di sviluppare un po' in casa i propri modelli di rendicontazione sociale. Altre 2 parole, come campiamo? Perché l'associazione ha bisogno di guadagnare qualcosa. Abbiamo 2 soci sostenitori importanti che sono l'Assiregi, che è il sindacato dei revisori italiani di contabilità, e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Questi 2 soggetti sono soci sostenitori e quindi annualmente, attraverso un contributo appunto annuale, finanziano le attività del gruppo. Le università sono presenti nelle nostre associazioni ma non hanno obblighi di pagamento di quote. Gli studiosi, i ricercatori, i professori, i professionisti che fanno parte dell'associazione pagano 100 euro all'anno. E così viviamo, così ci sosteniamo. Che cosa dobbiamo sostenere? Le nostre attività: studi, formazione, pubblicazioni, ricerche, tavoli e gruppi di lavoro su temi della rendicontazione sociale. Nel 2001
abbiamo pubblicato il primo modello di rendicontazione sociale. Il primo modello di rendicontazione sociale che è stato il più utilizzato, soprattutto nelle grandi imprese italiane, per circa 8-9 anni. Poi naturalmente anche quello della rendicontazione sociale è diventato un business per cui i soggetti, soprattutto anglosassoni o comunque dell'Europa continentale, si sono attrezzati e organizzati nel tempo e oggi sono dei forti competitori, ma noi non li sentiamo tali perché essendo un'associazione non profit e soprattutto di atenei, di università italiane, non abbiamo questo sentiment, diciamo, competitivo. Però è evidente che GRI, per esempio, che è molto noto e famoso in Italia e nel mondo, è un altro standard setter, probabilmente togliamolo, molto diverso dal nostro gruppo di studio, perché si occupa di costruire indicatori per misurare le performance ambientali o sociali o di natura varia, quindi non finanziaria. Presiedo questa associazione da un paio di anni e dopo aver fatto per un certo periodo il vicepresidente e dopo essere stato membro del comitato scientifico. Penso che queste parole sul gruppo di studio bilancio sociale possano bastare. Per ogni approfondimento abbiamo un bel sito su cui potete trovare i nostri documenti di ricerca, potete trovare lo standard, cioè il modello che noi abbiamo predisposto per il bilancio sociale, aggiornato tra l'altro da pochissimo. Nel settembre 2013 abbiamo aggiornato il nostro modello. Naturalmente siamo interlocutori sul tema della rendicontazione sociale per il semplice motivo che in Italia non ci sono altri soggetti che se ne occupano come ce ne occupiamo noi. Noi l'unica cosa che chiediamo alle aziende, alle società, alle imprese che adottano i nostri documenti è una sola cosa: nella seconda di copertina citare il GBS, cioè dire abbiamo utilizzato la metodica, abbiamo utilizzato i modelli, gli schemi del gruppo di studio bilancio sociale. E questo la dice lunga sulla responsabilità sociale di questo gruppo, che non ha altri fini se non quello di diffondere e promuovere la rendicontazione sociale. Quando il dottor Aggeri ci contattò per avviare questa presenza, noi fummo molto contenti, perché in genere quando ci chiamano per promuovere e diffondere il bilancio sociale in tutte le iniziative possibili noi andiamo, però questa era particolarmente interessante perché promossa da un sindacato. E quindi ci ha molto colpito il fatto che dopo molto tempo, perché i precedenti sono molto lontani nel tempo, un sindacato si ricordasse del bilancio sociale, del fatto che si può rendicontare la vita dell'impresa sotto varie sfaccettature e varie forme, e io cercherò, tentativo, di dirvi che cos'è la responsabilità sociale in una parola, partirò da conclusioni sull'etica, e dirvi subito che cos'è un bilancio sociale, come si costruisce, quali sono i suoi rischi, perché ha degli elementi di certezza ma anche degli elementi di criticità, non immaginate che il mondo è tutto bello, e vorrei anche dirvi qualche cosa sulla crisi. Quindi perché c'entra la crisi? Ne ha parlato anche Achille e forse anche in apertura della relazione del segretario. Perché probabilmente oggi di rendicontazione sociale, di bilanci ambientali, di bilanci di genere, di rendiconti di sostenibilità, in qualche misura se ne debba parlare un po' di più rispetto a qualche tempo. E se ne debba parlare un po' di più perché la crisi ha dimostrato che la responsabilità sociale di cui vi dirò è stato un grande fallimento, soprattutto nelle grandi imprese. Mentre Achille parlava, io mi sono ricordato di un bellissimo film documentario. Se non vi volete leggere Morella e Pessoa, capisco, andate alla Feltrinelli e prendete Inside Job, che è un film documentario di Ferguson, film documentario, quindi non si raccontano chiacchiere, in cui si spiegano le ragioni della crisi globale, finanziaria, economica, eccetera, eccetera. Io consiglio in genere 4 film, però mi fermo a uno perché la letteratura cinematografica su questo tema è molto cresciuta. Ci sarebbe anche Margin Call, più bancario, più forse quello che può interessare di più, però più film, meno documentario. Poi c'è il Gioellino su Crack Parmalat, che è anche molto interessante, però anche quello è un film, seppure su una storia vera. E poi c'è Too Big to Fail, con William Hart, voi l'avete visto soprattutto per la presenza di questo attore molto famoso e importante. Resta per me il numero 1 Inside Job di Ferguson, perché è un film documentario, in un'ora e mezza, un'ora e 3/4 vi rendete conto perché ci troviamo nelle situazioni in cui ci troviamo. Tema che tra un po' riprenderò. Allora, utilizziamo la sala lavagna, visto che c'è. Allora, noi abbiamo terminato con Achille parlando di etica.
Io in verità penso una cosa molto semplice dell'etica, pure il camorrista c'ha l'etica. Se vi siete fatti idea che l'etica è una cosa bella, avete sbagliato. L'etica è, infatti spesso sento dire, dovete comportarvi in maniera etica. Etica che? C'è l'etica del camorrista, c'è l'etica dell'uomo della finanza, c'è l'etica del buon padre di famiglia, c'è l'etica cristiana, ci sono tante etiche. Sono regole di comportamento. Quindi l'etica non è altro che, non proverò mai a definirlo perché è impossibile, il perimetro in cui noi ci comportiamo in base a un sistema valoriale. Quel sistema di valori comportamentali orienta la nostra azione, quindi il comportamento è etico. Noi ci comportiamo in base a un sistema di valori, naturalmente non valori di bilancio, ne siamo più facili, asset, liabilities, crediti, debiti, quello non interessa, fondo trattamento di interessi, questa roba qua, no, valori insomma che ispirano l'azione umana. Però al di là di quello che può essere una difficilissima se non impossibile interpretazione del concetto di etica, c'è un principio che a mio giudizio è alla base. Io so a Jerry che sta pensando, questo ci ha mandato le slide, ce l'ha mandato i primi, poi sono così, un po' strano. Io sono un camaleontico, cambio il mio aspetto e la mia pelle in funzione di quello che sento e vedo, quindi lei ha molte responsabilità del fatto che abbia cambiato completamente la scena del mio intervento. E all'etica si deve necessariamente riconnettere un principio, che è il principio di responsabilità. Il principio di responsabilità è il principio secondo il quale ognuno di noi è chiamato a rispondere a ciò che fa. Ognuno di noi è chiamato a rispondere. Naturalmente questo principio, se rispetto a un certo sistema valoriale si atteggerà in un certo modo, se in un altro sistema presente si atteggerà e così via. Anche quel signore che adesso, se vedrete il film di Ferguson lo vedrete, no? C'è un altissimo dirigente, mi pare di Standard & Poor's, che davanti alla commissione senatoriale degli Stati Uniti, documentario, non è film, documentario, alla domanda, ma guardi, adesso non ricordo il nome del dirigente, dovete sapere che io insegno a Roma 3 all'Università del Sannio, essendo Irpino sono tornato un po' in Sannio, Irpina poi figlia del Sannio. Davanti al mio studio, in facoltà, io ho fatto da un mio allievo tirar fuori dal film dei fotogrammi di Inside Job e li ho messi davanti alla porta. E questi fotogrammi cosa sono? Sono le risposte che davano gli alti manager delle aziende di rating davanti alla commissione senatoriale. E ce n'è una troppo bella di risposta. Ma è possibile mai, fa il presidente della commissione senatoriale degli Stati Uniti, dice questo titolo azionario aveva 3A e il giorno dopo l'avete fatto fallire? Ma sapete la risposta? Lei che ha visto il film se la ricorda? Non la ricordo. Adesso gliela ricordo io. Dice, che volete? Il rating è un'opinione. Favoloso, cioè ci fa capire che quel signore ha risposto ad un'etica che è messa in un sistema di valori per cui un parere, un'opinione, un giudizio può essere alla base di decisioni di centinaia di milioni o di miliardi di dollari. Si è difeso così. Perché è successo? Come è accaduto? Ma che vuole che sia? È un'opinione che però ha distrutto mezza per un distruttore come occidentale. Ma potete guardare. Perché parlo del principio di responsabilità collegato all'etica? Perché è l'anticamera, e quindi vengo e faccio contento di tutti, della rendicontazione. Adesso non l'appelliamo, non ci mettiamo nessun aggettivo vicino, della rendicontazione. Se vige un principio di responsabilità in un dato sistema valoriale, quel principio si sostanzia nel dover rendicontare. Noi rispondiamo, siamo responsabili nella misura in cui rispondiamo attraverso una rendicontazione. Che vuol dire rendicontazione? Vuol dire bilancio. Render conto. E noi diamo conto ad un altro soggetto se viviamo un principio di responsabilità. Certo, se noi pensiamo ai bilanci delle banche o ai bilanci delle imprese commerciali che sono disciplinati dal codice civile, quel principio si incardina in un sistema di leggi, cioè nel diritto positivo italiano, articolo 2403 e seguenti, bilancio per le imprese commerciali, e lì si incardina il principio. Conto economico, stato patrimoniale, ordine decreti, tutto quello che volete. Ma quello non è altro che la modalità con cui quel principio si incarna nel diritto positivo, diventando una norma obbligatoria. Non è che un'impresa commerciale decide che facciamo, Presidente, quest'anno lo facciamo il bilancio, ma
non lo so, maestro 2400 del codice non è che non lo facciamo questo, no, siamo obbligati perché c'è un sistema di norme che risponde. Io spesso chiedo, ma perché esistono le norme sul bilancio civilistico? Secondo voi perché esistono delle norme nel nostro codice civile che obbligano la banca di fare il bilancio? O all'impresa come c'è? Perché la comunità, il legislatore la rappresenta, in base a un sistema di valori, ritiene che il meccanismo attraverso cui il mercato scambia fiducia, perché il mercato scambia fiducia, si regge su un bene che va giuridicamente protetto. Qual è il bene giuridicamente protetto? L'informazione, cioè la rendicontazione. Adesso qual è la rendicontazione che noi conosciamo? Prevalentemente quella di natura finanziaria o economica, è stato patrimoniale, no? Integrativi. Io penso che ci sarà capitato dalle mani qualche volta un bilancio per così. Incardino nel diritto positivo, cioè nelle norme, degli obblighi normativi. Questi obblighi normativi mi spingono a fare un'opera. Quella rendicontazione lì è obbligatoria, perché la comunità, cioè il legislatore, ha ritenuto quel bene giuridicamente importante tanto da doverlo proteggere. Come? Attraverso norme. Quali sono le norme del nostro ordinamento giuridico? Così. Quelle che prescrivono schemi di bilancio, criteri di redazione e principi di valutazione. Questa si gira? Sì. Tante volte esce un videoclip. No, ma fa niente. C'è la piramide dell'informazione. Noi abbiamo nel nostro ordinamento giuridico abbiamo dei criteri, anzi dei principi di redazione. Penso al bilancio, sto pensando al bilancio civilistico. Abbiamo dei criteri di valutazione e abbiamo addirittura degli schemi di bilancio. Quando la banca, il gruppo fa il proprio bilancio, non lo fa a suo piacimento. Innanzitutto è obbligato a farlo, giusto? Lo fa secondo determinati criteri di redazione, in base a precisi criteri di valutazione, cioè dice come valutare. Tutta la storia del fair value vi sarà arrivata, perché c'era un articolo bellissimo su Sole 24 Ore qualche tempo fa che diceva il fair value non è un principio di bilancio ma è un principio macroeconomico, cioè non è un principio della microeconomia ma è diventato un principio della macroeconomia. Se applichiamo il fair value, che è il cosiddetto valore equo, alle attività bancarie, le banche chiuderebbero tutte. Ve lo ricordate, nel 2010 ci fu una polemica credis, fino ad arrivare a schemi di bilancio, va bene? Perché nel codice civile, nelle norme, sono previste queste regole? Perché si ritiene che le imprese commerciali, bancarie, assicurative siano obbligate a rendere il conto delle loro attività. Quello è il bene giuridico da proteggere, perché sulla base di quelle informazioni si scambiano sui mercati risorse, denari. Io vado a depositare presso quella banca perché quella banca dovrebbe aver fatto e ha fatto un bilancio, quel bilancio è stato revisionato, asseverato, ho una serie di indicazioni che certificano la bontà di quelle attività. Siamo però nel campo della rendicontazione obbligatoria, ok? Non solo siamo nel campo della obbligatoria rendicontazione, ma abbiamo un altro elemento, parliamo di rendicontazione economica finanziaria. Che cosa accade negli ultimi 20 anni? Cosa è accaduto? È accaduto che per una serie di ragioni che ho sentito anche oggi, cioè è cresciuta un po' la consapevolezza dell'interlocutore, i mercati si sono affinati, per una serie di motivazioni. Diciamo che non siamo più all'ABC dell'informazione e del rapporto clienti, consumatori, imprese, eccetera. L'informazione che le aziende danno o possono dare si è ampliata. Quindi la dimensione economico-finanziaria, per capirci, utile, perdite, costi, ricavi, ad un certo punto si è ritenuta o si ritiene insufficiente, non bastevole. Cioè i soggetti che ricevono le informazioni dalle imprese, mettiamoci le imprese bancarie dentro, visto che sta, non vengono ritenute più sufficienti. Abbiamo bisogno di altre informazioni, non basta sapere l'utile, la perdita, gli investimenti fatti, vogliamo sapere anche altro. Quindi si è ampliata la comunicazione aziendale. Cosa significa, tornando alla pagina? Che questo principio sta trovando e trova una sua applicazione meno restrittiva e più ampia.
sono chiamato a rispondere, dunque rendi conto. Cosa rendi conto? Dal punto di vista obbligatorio, quello che il codice civile mi prescrive, ma posso ampliare la rendicontazione anche ad altri fini. E quindi qua ci mettiamo tutti gli aggettivi che vogliamo: bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità, cioè si amplia il mondo delle informazioni che le imprese possono dare ai propri interlocutori. Questo in verità nasce e si sviluppa questo fenomeno insieme ad una teoria, mo devo usare un termine in inglese per fare molto caso, insieme alla teoria dei cosiddetti stakeholder, che vuol dire che le imprese non parlano più solo con i propri consumatori, con i propri clienti, parlano con una serie di soggetti diversificati che spesso sono portatori di interessi anche molto diversi. Essendo diversi gli interessi, deve essere diversa anche la rendicontazione. Quindi, primo messaggio: le imprese negli ultimi 20 anni, particolarmente in Italia, poi vi darò anche qualche data, qualcosa di più significativo, ma diciamo che negli ultimi 20 anni hanno visto estendere la propria informativa verso i soggetti interessati all'esistenza dell'impresa. Quali sono questi soggetti? Abbiamo detto lo Stato, i creditori, i dipendenti. I dipendenti. Pensate voi che il primo bilancio sociale in Italia lo fa il gruppo Merloni nel 1979. Quindi negli ultimi 20 anni il fenomeno è cresciuto, ma in verità l'esigenza di rendicontare, oltre utili, perdite, eccetera, oltre l'informazione finanziaria, in verità per esempio da molti anni. Io faccio sempre questo esempio: le IPAB, che a fine 800, inizio 900 non si chiamavano nemmeno così, ma diciamo le opere di beneficenza, facevano il conto morale, cioè insieme ai numeri presentavano un conto morale, si chiamava così, conto morale, in cui spiegavano non solo quanto avevano speso, quanto avevano incassato, come avevano utilizzato i tempi, no, ma descrivevano le attività fatte e gli impatti sociali di quelle attività. Quello si chiamava conto morale. Era obbligatorio per quel tipo di aziende e quindi lo facevano. Questa apertura, questo ampliamento della rendicontazione si spiega sostanzialmente con questi due blocchi di fenomeni. Primo, ampliamento dei soggetti interlocutori, molti di più e con interessi diversi. Due, i mercati hanno cominciato a chiedere informazioni un po' più dettagliate, un po' più diversificate. Poi capirete bene, se io parlo di Eni, l'Eni non può non fare un bilancio di sostenibilità, non può non fare un bilancio ambientale. Perché? Perché per il tipo di attività che svolge una certa sensibilità su quel tema. Quindi, la prima cosa che abbiamo detto è che si è ampliata l'informazione delle imprese, si è diversificata. La seconda cosa che stiamo per introdurre è che però questa diversificazione e questa apertura è di tipo, questo non è un tema secondario, volontà. In Italia è volontaria, in Francia non è volontaria. In Francia già a metà degli anni 70 esiste nel codice di commercio francese l'obbligo del bilancio sociale. No, non troverà niente di quello che la impazzirà, veramente per trovare cose che non ci sono. Però dopo dirò due cose su. In Italia l'unica impresa che è obbligata, sapete che c'è un'impresa obbligata a fare il bilancio sociale? Sapete qual è? L'impresa sociale. L'impresa sociale è obbligata perché la morta, defunta agenzia per le onlus, che è morta il 2 dicembre 2010 fu chiusa, fu cessata per spending review. Ente inutile? Sì, vabbè, bisognerebbe chiudere parecchie cose in questo paese, comunque questa ci sono riusciti a chiuderla, l'aveva resa obbligatoria per le imprese sociali. Le imprese sociali, quelle che noi chiamiamo non profit, onlus, sono obbligate, oltre a dare una comunicazione economico-finanziaria, a dare anche una comunicazione di tipo sociale. Non ho ancora detto che cos'è il bilancio sociale, non vi spaventate, vi sto introducendo al tema. Una volta introduzione sono più due delle cose, no? Mezz'ora e poi un minuto poi ti dico che un po' basta, non ce la faccio più. Ci siamo su questo? Perfetto. Quindi, prima e seconda. Terza cosa. Che cosa fa scatenare la volontarietà? Cioè, la volontarietà presenta dei rischi
è chiaro a tutti che quel principio di responsabilità in alcuni casi si è incarnato in norme, quindi obbligatorio, vedi codice civile. In altri casi stiamo dicendo bilancio ambientale, bilancio sociale, bilancio non è incarnato in norme, solo per le imprese sociali è incarnato in norme. Le banche sto obbligo di fare un bilancio ambientale non ce l'hanno. Ok? Qual è il problema di affrontare questa con volontarietà questo ampliamento? Noi stiamo dicendo questo, che prima un'impresa faceva un bilancio così, va bene? Piccolo, ci siamo, un conto economico, uno stato per il ghiaccio di Mastrini perché era ingegnere, e una nota integrativa, e faceva un bilancio. Questo era obbligatorio perché stava nel codice civile, va bene? Cosa stiamo dicendo? Che negli ultimi 20 anni si sta ampliando questa informazione ad altre informazioni che adesso diremo quali sono. Le abbiamo solo aggettivate, sociali, ambientali, eccetera. Queste però non stanno nel codice civile. Quindi parliamo di una rendicontazione volontaria. E allora la domanda che vi faccio, che cosa può comportare? Qual era la mia? Questa. Parsimonioso però, Grazie. Per risparmiare. Spendi. Che cosa ha portato? Quali sono i rischi? Ve li dico io per fare prima. Tanto devo finire solo i fogli, sono 52, non ce l'ho qui, dottore, andiamo via. Quali sono i 52 fogli che io utilizzerò? Primo rischio. Qual è il primo rischio? Quando ci troviamo di fronte a un bilancio volontario, come quello che è il bilancio sociale di cui vi parlerò, primo rischio è l'autoreferenzialità. Autoreferenzialità. Che vuol dire? Io mi faccio, gruppo vedo, ma faccio un bel bilancio sociale. Comincio a dire che sono bella, che sono brava, che faccio bene i miei dipendenti, che mi vogliono bene, eccetera. Posso fare? Sì, perché non sono nel campo della obbligatorietà, quindi me lo costruisco io il bilancio sociale. Il primo rischio, c'è un rischio di autoreferenzialità. Tanto è vero che nei primi anni i bilanci sociali, se voi andate a vedere, erano strumenti di marketing. Erano strumenti per dimostrare l'indimostrabile, per farsi conoscere. Diciamo era prevalentemente uno strumento per migliorare la reputazione. Ok? Ma voi state prendendo appunti perché dopo mi dovete fare domande, non mi fate domande. Primo rischio è l'autoreferenzialità. Qual è il secondo rischio di un documento volontario? Cioè un documento sostanzialmente fatto senza un corpo di regole. Questa risposta è interessante. Se la conservo un secondo dopo la riproviamo. Questo è il falso. Perché io penso che esiste un falso sempre se esiste un vero. Siccome qua un vero le farò vedere non esiste, e non esiste il falso. Bravo. No, il secondo rischio è che non è possibile. Posso usare un altro termine inglese? Mi hanno detto che posso. L'ultima volta. L'ultima. E il rischio di non poter fare, allora lo dico in italiano, comparabilità, confronti, quello che chiamiamo benchmarking o benchmark. Cioè non possiamo confrontare il bilancio di gruppo Veneto Banca con un altro gruppo bancario. Perché? Perché se l'abbiamo fatto in maniera volontaria e con regole diverse, io che cosa comparo? Che confronto faccio? Quindi il secondo rischio, però si superano i nostri problemi, non li vedo tutti tesi, come ne usciamo? Secondo rischio, non comparabilità. Io sono svegliato alle 4:30 stamattina, quindi sto scaricando tutta la televisione di casa. Terzo rischio. Qual è il terzo rischio di un documento volontario? Qual è il bilancio sociale? La non asseverabilità, non certificabilità, non revisionabilità. Ditela come volete. Non è asseverabile. Allora, mica sono tre problemi da niente qua. Il primo ci dice che puoi farlo come vuoi. Il secondo ci dice che se lo fai come vuoi, naturalmente perché sono legate queste cose, non potrò fare comparazioni di tipo spaziale, semmai posso fare di tipo temporale. Il bilancio sociale del 2000 lo vedo confronto col 2001, ma sempre della mia azienda. Terzo problema,
la non asseverabilità, cioè non c'è un soggetto terzo che può esprimere un giudizio indipendente e autonomo. Voi vedete l'indipendenza? Avete visto la libertà che ci ha fatto vedere lì? Io non vedo dell'indipendenza, cioè mi spiego, è uno stato dell'anima. Quindi io posso essere lì, bravo, sono due concetti complessi. Infatti devono morire. Allora mettiamo nel consiglio di amministrazione un soggetto terzo indipendente. Lo trovo. Da che cosa può essere indipendente? All'80% dei problemi, ma no, il 20% ci figa. Comunque, scusate questa digressione. Non asseverabilità. Che significa non asseverabilità? Che non è possibile che un terzo possa esprimere un giudizio sulla validità del documento. Come si risolvono questi tre problemi? Attraverso degli standard. Questa è l'ultima parola in inglese, giusto? Che cosa sono gli standard? Ma voi li studiate tutti i giorni, soprattutto se fate i bilanci, perché o li vedete, gli standard sono dei principi, sono delle regole o dei modelli di comportamento. Il GBS è uno di quei soggetti che ha fatto delle regole, ma siccome non sto qua per vendere, c'è il GRI, SA, 8000, ci sono vari soggetti che si sono cimentati nel tempo producendo modelli di rendicontazione, schemi di bilancio, cioè si sono preoccupati di fare quello che ha fatto il legislatore nel codice civile per l'obbligazione, per la informativa obbligatoria, cioè si sono preoccupati di creare degli schemi, ci siamo preoccupati di dare dei criteri e quindi oggi siamo in grado di fare dei bilanci sociali ispirati a delle regole. Questo elimina tutti i problemi? No, però li attenua, perché è evidente che siccome si tratta di uno strumento volontario può accadere che Montepaschi di Siena segue il GRI e il gruppo Veneto Banca segue il GBS e quindi qualche problema resta, per esempio quello della comparabilità. Ok? Chiaro questo? Quindi come si fronteggia questo problema? Attraverso standard o regole. Io non vi parlerò degli standard, vi dico però che cosa deve contenere un bilancio sociale. Perché sennò... E cercando di farvi anche un po' riflettere su questi aggettivi che sono tutti diversi, perché sociale è una cosa, l'ambientale è un'altra cosa. Per esempio si parla adesso molto di bilancio di genere. Il bilancio di genere, per esempio, è il bilancio che vuole che l'azienda riferisca se abbia fatto o meno politiche di genere, non inteso soltanto sul genere maschile e femminile, ma anche dal punto di vista generazionale, se abbia avuto lo stesso comportamento, non so, con neoassunti piuttosto che con dipendenti alla fine della loro vita lavorativa. Cioè, il concetto è molto molto ampio. Il bilancio sociale deve contenere almeno 3 elementi. Io dico sempre, faccio un po' ridere su questa cosa, che il bilancio sociale è un po' come Manzoni intendeva i Promessi Sposi. Vabbè, diciamo così. È come ci hanno fatto intendere alla scuola, no? Dice, qual è il romanzo più introspettivo che esiste? I Promessi Sposi. Perché si parte dall'idea che il romanzo di Manzoni sia un libro introspettivo, perché ha dei soggetti, ci sono delle caricature su alcuni soggetti, però è introspettivo, cioè ognuno parla di sé. Giusto, Renzo parla di sé, cioè come vivono la loro esperienza. Donna Bondi è un altro soggetto introspettivo, cioè che parla di sé. La stessa cosa deve fare un po' il bilancio sociale, cioè si deve occupare di capire qual è la sua missione e soprattutto qual è la sua identità. L'identità del gruppo Veneto Banca sarebbe molto bella da studiare, perché tu attraverso la comprensione delle sue identità capisci anche qual è la missione e la vocazione che si dà. Queste per esempio sono questioni che tu non trovi nella rendicontazione economico-finanziaria, o meno che nella relazione sulla gestione o su altri documenti che accompagnano il bilancio non si dica qualcosa sull'identità di missione. Quindi, primo aspetto, il bilancio sociale deve essere un rendiconto che sia in grado di fare una riflessione approfondita sull'identità dell'azienda, la sua missione e direi la sua governance. È uscito un altro termine.
questa è roba difficile, però molte volte poi lo diciamo, poi sono belli. Ok? Questo è il primo elemento che un bilancio sociale deve contenere. Come un conto economico deve vedere costi e ricavi, un bilancio sociale o ambientale o di genere deve necessariamente avere un contenuto su identità, missione, governance. Come siamo fatti, che intendiamo fare, come governiamo i processi. Secondo elemento che un bilancio sociale deve contenere. Deve contenere, e voi avete sentito parlare forse di report integrato o di altri strumenti di questo tipo, deve contenere comunque delle informazioni economico-finanziarie. Voi dite, ma si torna all'origine? No, però deve poter dire quali sono gli utilizzi che noi abbiamo fatto delle risorse in termini di impatti sociali, in termini di impatti sull'ambiente, in termini per esempio sulle politiche delle risorse umane, cioè deve fare una serie di riflessioni nel rapporto, nella relazione tra risorse economico-finanziarie e una serie di impatti. Sarebbe sano fare un bilancio sociale che non metta dentro o non raccordi i sistemi di contabilità con gli impatti di natura sociale che quell'attività svolge. Terzo elemento, deve contenere un bilancio sociale, quindi diciamo, questa è la parte che congiunge il bilancio sociale con il resto del sistema informativo contabile. Terzo elemento che deve contenere è una relazione, io la chiamo sociale, ma una relazione che descriva non più con i numeri, ma con i fatti, le attività svolte, se ci sono condizioni per il miglioramento dell'attività dell'azienda, e quali sono, e soprattutto se ci sono intenzioni di migliorare lo stesso strumento bilancio sociale. Quindi, identità, missione e governance, relazione tra sistema contabile economico-finanziario e impatti, relazione sociale in termini di miglioramento dei processi e attività svolte all'interno dell'azienda e rivolte ai propri stakeholder. Cioè una cosa importante è che ci sia una bella matrice, questo naturalmente è mutuato dallo standard GBS, è la matrice degli stakeholder. Cioè se io sono una banca e faccio servizio 1, servizio 2, servizio 3 e qui ho diversi soggetti con cui interloquisco, capire per ognuno di questi che tipo di attività ho svolto e che impatti ho ricevuto. Per capirci bene su che cosa possa significare l'impatto sociale, pensate ad una scuola. Pensate ad una scuola, la cosa più semplice che possa esistere. Se io voglio determinare e conoscere la sua attività in termini economico-finanziari, mi limiterò a dire quanto ha speso per docenti e quanto ha speso, non so, per personale tecnico amministrativo. Dimensione economico-finanziaria. Se voglio valutare in termini sociali quell'attività, per esempio vado a stabilire o a misurare in termini di occupabilità quanti giovani di quella scuola si sono occupati e in che periodo. Queste sono le due dimensioni che un bilancio sociale può rappresentare. La dimensione, chiamiamola quantitativa economico-finanziaria, e la dimensione quantitativa e qualitativa degli impatti della vita sociale. Ieri ero ad un altro convegno con un concorrente, con Pierluigi Stefanini. Io sento parlare di cooperazione. Allora, Pierluigi Stefanini ci faceva giustamente l'elenco delle cose che quel gruppo bancario ha fatto nell'ottica di quei valori. Ecco l'etica, che uno dice l'etica bancaria, l'etica di un gruppo bancario a vocazione territoriale è diversa dall'etica di un gruppo bancario a vocazione cooperativa, o che nasce con valori di tipo cooperativistico, poi una SPA a tutti gli effetti quotata, eccetera, da un gruppo bancario, non so, a dimensione internazionale. Cioè, non dico che uno ruba e l'altro, non dico questo, etiche diverse, hanno sistemi valoriali con vocazioni e interpretazioni differenti, tutte rispettabilissime. Ma lui ci ha fatto un elenco di cose fatte da quell'istituto di credito per i propri dipendenti e anche per i propri clienti, tutte nell'ottica un po', diciamo, di comprendere le ragioni di un momento di difficoltà di dipendenti e di consumatori clienti, nel caso del caso, no? Ultima considerazione.
gli standard e le regole non sono tutte uguali. Ci sono standard di processo e standard di contenuto. E poi, come capita sempre, ci sono standard ibridi, cioè quelli indecisi. Gli standard di processo sono quelli che dicono quali sono le fasi che un'azienda deve seguire per fare il bilancio sociale. Quindi ci spiega step by step tutti i passaggi necessari per arrivare al bilancio sociale. Questi si chiamano standard di processo. Poi ci sono gli standard di contenuto, cioè quelli che ti spiegano puntualmente, paragrafo per paragrafo, cosa deve contenere il tuo bilancio sociale. E poi ci sono documenti, standard, criteri un po' più generalisti, che però hanno dentro sia indicazioni sul processo, sia indicazioni sul contenuto. Dal punto di vista normativo, qual è lo stato dell'arte? Perché poi a noi interessa, ma in Italia come siamo messi sul bilancio sociale? Abbiamo detto che la Francia è obbligatoria a metà degli anni 70, ma in Italia qual è la situazione? Oltre alle onlus? La cosa più o meno è questa. Nella pubblica amministrazione abbiamo una direttiva che si chiama direttiva Baccini, febbraio-marzo 2006, che è soltanto una raccomandazione, in cui si dice alle pubbliche amministrazioni: se volete fare il bilancio sociale, vi raccomando, tenete conto di A, B, C, D. Quindi non è uno standard, è una linea guida, è una raccomandazione. Noi spesso confondiamo uno standard con una linea guida, sono due cose diverse. Sempre per la pubblica amministrazione, il Ministero dell'Interno, Osservatorio Finanza degli Enti Locali, 2007, ero io il presidente di quella commissione, mi ricordo bene che guai abbiamo fatto, ha emesso linee guida per gli enti locali, ma anche lì non è uno standard, è anche lì una raccomandazione. Quindi gli enti locali possono fare il bilancio sociale, se lo fanno bene a seguire le indicazioni dell'Interno. GPS vi ho detto, c'è lo standard 2001, poi c'è lo standard 2005, c'è lo standard 2013 appena aggiornato. ABI fino a 2 anni fa, poi loro sapranno più di me, aveva in piedi un gruppo di lavoro, tra l'altro il sistema bancario italiano fa il bilancio sociale, Montepaschi fa il bilancio sociale, cioè diversi gruppi bancari fanno il bilancio sociale. Tenete presente? E vabbè, ma pure la fanno lo faceva. Cioè voglio dire, una cosa che non vi ho detto, la Vessardella. Ma devo tornare qua. Guardate che ci sono molti che partono da qua, ma non sanno neanche che significa questo. Sospettavamo. Parmalat è il caso classico, faceva il bilancio ambientale ma non aveva il sistema valoriale. Non fate mai l'equazione bilancio sociale uguale responsabilità sociale. No, è evidente che un'impresa che ha una certa sensibilità lo fa il bilancio sociale, ma non è affatto detto che facendo quel bilancio sociale abbia sempre comportamenti socialmente responsabili. Socialmente responsabile significa in grado di comprendere le ragioni di ciò che accade. La prima espressione formale dell'etica è il sistema normativo. Io non a caso sono partito dal codice civile, un po' perché è un po' più familiare, un po' perché l'abbiamo studiato, un po' ci stiamo dentro. Ma perché sono partito dal codice civile e dall'informativa obbligatoria? Perché quello è un sistema di regole che risponde ad un certo sistema valoriale, che si è dato una comunità. L'Italia è intesa darsela in quel modo, la Francia in un altro e così via. Il fatto che noi stiamo parlando di rendicontazione volontaria cosa significa? Che la comunità in questo momento non è ancora pronta per immaginarla obbligatoria. Non è detto che debba accadere, ma non è ancora pronta per fare un altro passo che altre comunità intendo dire paesi, hanno fatto. Quindi il tema è ancora molto vivo e caldo. Se mi domandate, è bene fare il bilancio sociale? Io penso che sia bene fare il bilancio sociale. Semmai neanche farlo ogni anno, ogni 2 anni, cioè farlo con una certa... anche perché richiede un grande sforzo e sacrificio all'inizio, di investimento culturale, di pervasività delle informazioni. Fatto quello però, la cosa cammina. Tra l'altro io lo consiglierei anche a Fabi. Cioè se Fabi facesse il proprio bilancio sociale, sarebbe una cosa carina. Sarebbe interessante farlo. Io ho visto sindacati fare il proprio bilancio o documenti che assomigliano dei bilanci sociali. Forse è anche più facile chiederlo all'interlocutore una volta che lo si fa proprio in casa sua. Dice, guarda, io faccio il bilancio sociale della mia attività. Beh, fallo pure tu. Forse per noi è più semplice, per voi si parla di diverse centinaia di milioni di euro, ma fatelo pure voi. Questo sarebbe un modo per dare un esempio, no? di essere davvero innovatori nelle cose che si fanno. Quindi va fatto, è utile. E concedetemi un'ultima riflessione, non è solo un documento consultivo, è un documento a grande valenza programmatica.
perché io riesco attraverso il bilancio sociale, quindi allo studio degli impatti sociali della mia attività. Prima ho fatto un esempio di ristrutturazione, ma ne potrei fare tanti. Però nel campo bancario, sapere su un territorio che cosa è significato la concessione di credito, non in termini di impieghi e raccolta, ma in termini di occupazione. Ma perché siamo chiamati a farlo? No, ma sarebbe bellissimo. Quello è l'impatto sociale della mia attività. Grazie a questa attività di concessione di prestiti, cosa è successo nell'economia? Di quel territorio, dove ho tante agenzie, dove ho tante attività. A volte sembra un sogno, però guardate che ormai lo fanno in tanti. Quindi se tanti sognano, poi la cosa diventa vera. Bene, che dovremmo dire quante aziende abbiamo fatto chiudere perché non abbiamo dato tutti. Sulla crisi, se abbiamo 5 minuti, io li utilizzo, se no stanno nelle slide, io avrei finito. Non ho altro da dire, se non ci sono le domande. Mi rimetto alla presidenza, che genere fa forti tutti. Voglio dire, come si fa a dire di no? In 8 punti, io ho indicato quali sono secondo me le ragioni della crisi. Però ce ne sono 4 che sono andati sui media. Una la riferiva a Crosara. Allora, la prima cosa che ci hanno detto è che la crisi era dovuta alla bolla speculativa. Anzi, possiamo metterle quelle pagine? Le stiamo prendendo. Siamo felicissimi di poter. La bolla, ce l'ha un po' ricordata Crosara, no? Questo, i mutui, eccetera, eccetera. Tra l'altro collegato ad una seconda spiegazione un po' più ideologizzata, più a sinistra quella che vi sto dicendo, che era una crisi da salari bassi. Perché negli Stati Uniti d'America un forte impiego della tecnologia aveva in qualche maniera abbassato i salari dei dipendenti. Queste sono collegate perché quella incapacità di restituzione del debito era dovuta ai salari che andavano persi. Poi c'è stata un'altra bella causa che abbiamo letto, abbiamo visto, che chiamiamola moralistica, cioè capitalismo avido, manager insomma capaci di fare tutte queste schifezze, cioè, che è diversa dalla bolla speculativa, poi poteva nascere anche per ragioni non moralistiche. Poi c'è una quarta che pure abbiamo sentito, che è un deficit da regolamentazione, no? Che il sistema creditizio, finanziario e bancario statunitense ha subito nel tempo un processo graduale di regolamentazione e quindi ha consentito quello che è successo. Queste le possiamo immaginare come cause, ma secondo me sono 4 effetti. Non sono cause queste. Cioè noi ci siamo arrivati in queste condizioni per ridotto, questa è una valutazione che io ho fatto studiando, non leggendo i giornali, che ha le sue radici nel fenomeno della globalizzazione. Globalizzazione che noi non dobbiamo criticare senza motivo, però almeno su 2 aspetti dobbiamo metterci d'accordo. La globalizzazione è stata economica e non è stata politica. L'economia non conosce confini, la politica conosce confini, conosce i territori, conosce le identità, giusto? Ok, provando a riassumere che cosa è accaduto. Primo punto, cosa ha comportato la globalizzazione? Un incremento senza eguali della competizione mondiale. Vabbè, mica ci volevo io a dirlo, però è bene ricordarlo. Brasile, Cina, India, una serie di economie che 20 anni fa erano fuori dal commercio internazionale, entrano nel commercio internazionale, fanno competizione e noi immaginiamo di competere allo stesso livello. Grave errore negli anni 80, a metà degli anni 80, del WTO, che è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che apre il mondo occidentale, non sanziona certi comportamenti e si apre moltissimo alla competizione. Bene, male. Primo punto. Secondo, le imprese occidentali come rispondono a questa competizione accesa? No, rispondono con la dimensione. Voi siete i più grandi testimoni di quello che è successo all'inizio degli anni 2000, con le fusioni, state parlando ancora di fusioni, Che cos'è la fusione? È un'operazione fondata sulla dimensione. Più grande sono più forte. E se sono più forte faccio meglio la competizione. Secondo punto, guardate, sto facendo una fotografia, non mi fate dare giudizi. È vero come è entrata la competizione? Sì. È vero che abbiamo lavorato sulla dimensione negli anni. Io quando studiavo la LUISS, il modello che ci davano era piccolo e bello. Piccolo e bello. E io mi sono laureato non nell'89, ma si studiava molto il modello italiano di impresa. Non è servito a nulla. Terzo punto.
Si è ribaltata l'economia reale all'economia finanziaria, quello un po' che diceva Rossari. Sembrerebbe che a questo momento siamo il prodotto interno lordo mondiale, se lo facciamo pari a 100, quello reale e quello finanziario è un multiplo, non ricordo se di 20 o 30 volte di quello reale, in termini di prodotto interno lordo mondiale. Quindi cosa significa? Che l'economia finanziaria, con le bolle, col CDO, con tutta quella roba lì, che è scritta benissimo in Inside the Job, perciò guardate quel film, ribalta il rapporto all'economia reale e all'economia finanziaria. Io facendo una battuta l'altro giorno in un convegno ho detto tra un po' noi non riusciremo più a comprarci, scusate la volgarità, le mutande. Perché? Perché se si crea valore, si crea ricchezza per mezzo di denaro che produce altro denaro, probabilmente non avrà più nessuna convenienza a produrre beni. Dite vabbè ma oggi no, tra 15 anni. Se questo è il passo, tra 15 anni. Quarto, da lenta metamorfosi del rapporto tra politica ed economia. La politica aveva l'egemonia dell'economia, cioè era la politica a governare i grandi movimenti. Poi ci stavano 10 corrotti, ma ci sono sempre stati in tutte le civiltà, ma era la politica a stabilire gli elementi fondanti di una comunità. Prima ha citato l'articolo 41 della Costituzione, ma voi ve lo ricordate nel 2010 l'attacco dell'allora ministro del Tesoro verso l'articolo 41 che voleva modificarlo? Perché lo riteneva troppo chiuso sulla socialità e poco aperto per le imprese? Beh, era un tentativo di ribaltare il rapporto anche costituzionalmente tra economia e società. Quinto, Luca non ho il quinto elemento, si è smaterializzata la produzione economica, che sta un po' a braccetto con il rapporto dell'economia reale e con la finanziaria, ma non è la stessa cosa. Questo punto, il punto 5, ha inciso molto sul lavoro. Prima noi avevamo un metro per misurare il lavoro, era il tempo. Oggi il tempo non dice più nulla di un lavoro. Il tempo oggi non dice nulla. Io posso stare 8 ore dietro un computer, ma può significare tutto e niente. Può darsi che oggi riesca a fare un'ora quello che prima facevo in 8. Così come è possibile che con 8 ore di lavoro non faccia quello che mi viene richiesto. Questo è un dramma. Cioè il tempo non è più il metro del lavoro. Perché? Perché è aumentato il lavoro intellettuale, c'è una concentrazione della tecnologia nel lavoro che ha completamente posto in crisi il metro di misura. Il tempo non è più un buon metro di misura del lavoro. Purtroppo è così. 6. Costante e silenziosa spersonalizzazione. Questo è semplice. Se la dimensione dell'azienda cresce, la centralità dell'uomo si perde. Ma sapete quanta gente ha risposto per la crisi del 2007-2008? Si contano su io una mano. Non ho capito, scusa. Quante persone hanno risposto, hanno pagato la crisi del 2007-2008? Uno solo, Ma quanti? 10 forse 2 mani. E sapete la sanzione pecuniaria più alta? È nell'ordine di 9-10 miliardi di dollari, che è nulla per un'azienda come quella, nulla. 7. Assolutizzazione di alcuni temi, il profitto. Qui ce l'ha detto qualcuno molto bene. L'impresa ha spostato la visione a medio e lungo termine sulla visione a breve termine. Profitto. E crescita dimensionale. Profitto per appagare gli azionisti, la crescita dimensionale per sostenere la competizione. Ma tutto ciò che significava centralità dell'individuo, della persona, al centro del sistema impresa, non c'è più. Se voi rileggete i classici dell'economia aziendale italiani degli anni 70 e 80 non ci trovate più nulla che possa andare oggi nell'economia moderna. 8. Tutto questo dove porta? Che c'è stato un fallimento della responsabilità sociale, altro che. Ecco perché dico la rendicontazione sociale con i suoi limiti, con i suoi difetti, con i suoi rischi, con le sue attività di marketing può essere una delle diverse strade attraverso cui recuperare la centralità dell'uomo e fare in modo che non sia smaterializzata l'impresa. L'impresa è fatta di individui, di persone. Fino a quando noi la immagineremo fatta di algoritmi, ecco l'uomo della finanza, il promotore che cammina con il cane, tanto c'è un algoritmo che lavora per lui, noi non avremo più l'impresa, l'impresa non sarà più prassi e non sarà più quella che noi abbiamo definito lo strumento in campo economico dell'agire umano, da mezzo a fine. Da strumento diventa fine e questo è preoccupante, questo è davvero il problema dei problemi. Tra l'altro gli Stati Uniti, il mondo anglosassone ha un approccio di impresa che non è il nostro, è quello che si chiama contrattualistico,
per gli americani le imprese sono somme di contratti e come tutti i contratti si possono sciogliere. Quindi hanno dei legami nei rapporti con i soggetti che interloquiscono molto più deboli di quelli che abbiamo noi. Hanno un altro concetto dell'impresa, che si chiama approccio contrattualistico. Chi ha citato il falso in bilancio? Il 2621 è stato modificato in un approccio cosiddetto privatistico. Molti l'hanno criticato, l'hanno depenalizzato, non era quello il tema era un altro. Non è più ritenuto un bene giuridico protetto, o comunque da proteggere come veniva protetto prima. È stato privatizzato, non depenalizzato, è stato privatizzato, cioè i rapporti per il falso in bilancio con il terzo sono risolvibili indennizzando il terzo. Quindi è stato monetizzato un diritto. E ci sono diritti e diritti. Lì è in gioco la fiducia dei mercati. Questo è un tema veramente serio. E basta, non ce la faccio più. Vi ringrazio, siete splendidi, ospitali, gentili. Grazie mille, professore.